la qualità si riconosce. È inutile dirlo, quando uno assaggia un prodotto di qualità te ne rendi conto. E siamo in compagnia di Stefania Milio e ci troviamo in una cornice, possiamo dire, davvero fantastica. Ecco, spieghiamo subito dove ci troviamo. Buonasera, io sono Stefania Milio, come già detto, noi ci troviamo qui a Ficarra, siamo all'interno di una struttura ricettiva, è un'antica residenza di caccia che nel corso dei secoli ha subito diverse, come dire, destinazioni. Oggi è stata adibita a B&B. Offriamo il servizio appunto di pernottamento e prima colazione. Ci tengo a dire che siamo una delle uniche 6 strutture in Italia ad aver ottenuto la certificazione di sostenibilità aziendale, sostenibilità sociale, ed è importante perché in tutto il mondo siamo soltanto 6.000, quindi in tutto il mondo siamo soltanto 6.000 ad avere questa certificazione. La mia è un'azienda biologica, siamo in biologico dal 2015, quindi già sono 10 anni. Produciamo esclusivamente olio extravergine di oliva di una varietà tipica della zona, che sarebbe la minuta. Ripeto, è un olio extravergine di oliva, è un biologico, è un presidio slow food. Come certificazione di qualità ho ottenuto anche IGP Sicilia, quindi come vedete ha tutto quello che come dire, denomina e contraddistingue un prodotto di eccellenza. E qui vediamo alcune tipologie dell'olio che viene prodotto dall'azienda agricola che lei porta avanti. Ci può spiegare cosa abbiamo? Ma certamente, allora, ma con grande piacere soprattutto. Allora, ci tengo a dire che sono dei monovarietali, nel senso che è una minuta in purezza, quindi 100% minuta, non ci sono altre varietà miscelate all'interno. Quindi è la stessa oliva da cui io ottengo due prodotti non diversi, con caratteristiche leggermente diverse. Perché? Perché vi faccio vedere questa, che è il Barone Emilio, unico formato 250. Questa viene raccolta, quello che viene raccolto per primo, quindi viene raccolto prematuramente, la resa è bassissima, però si ottiene un olio veramente molto particolare perché ha dei sentori veramente unici, ha questo amaro che lo contraddistingue, quindi è veramente, come dire, veramente particolare. C'è da dire una cosa della minuta: la minuta è l'unica oliva siciliana, perché noi le olive siciliane si contraddistinguono per questo sentore appunto intenso, per questo fruttato intenso. Invece la minuta, a differenza di tutte le altre olive siciliane, ha un fruttato delicato, quindi è indicatissima per il pesce, cosa che magari altri oli, come posso dire la nocellara del Belice o la tonne blé, eccetera, sono magari più indicati per la carne. Ottimi oli, per carità, però così come la minuta non va bene per la carne. Quindi dicevo, Barone Emilio, quindi questo viene raccolto, è quello che viene raccolto per prima. Subito dopo, perché noi abbiamo selezionato alcuni alberi all'interno della proprietà che sono destinati appunto esclusivamente a questa etichetta. Dopo un 15-20 giorni all'incirca passiamo con raccogliere la seconda etichetta. Ma perché facciamo questo? Perché a distanza di questi 15 giorni si ottiene una maturazione diversa, quindi i sentori che noi sentiamo in questo olio qui sono diversi, nel senso l'olio qui è più equilibrato, quindi i sentori dell'amaro, del piccante sono più equilibrati, quindi ha un palato, perché questo è un po' particolare, quindi va abbinato, che ne so, su una mozzarella, il Barone Emilio è eccezionale perché questo sentore di amaro è incredibile. Questo, essendo più equilibrato, quindi come dire per altri gusti eccetera, va benissimo per le zuppe, va benissimo appunto anche soprattutto per il pesce, come dicevamo. E poi novità. Questa è una novità che vi presento, come dire, in anteprima. E allora, questo è sempre il Barone Emilio. Come vedete abbiamo scelto una bottiglia trasparente. Perché? Perché all'interno, non so se avete modo di vederlo, c'è dell'oro, ci sono delle foglie di oro alimentare certificato, intendiamo certificato per uso alimentare. Questa è una richiesta che mi è arrivata dai paesi arabi,
quindi a breve inizieremo anche a, come dire, ad esportare quest'olio lì, a venderlo e a farlo soprattutto, a farlo conoscere, perché quello che a noi interessa, quello che a me interessa, così come diciamo tutti questi piccoli produttori, perché le nostre sono produzioni di nicchia, piccole produzioni limitate, è quello di far conoscere questo prodotto, perché la minuta viene prodotta solo qui, viene prodotta in questi 3 paesini della Sicilia, è un'oliva antichissima, è un'oliva che se non venite qua e non la provate non avete modo di conoscerla, e quindi vogliamo che si conosca perché merita, è davvero un olio molto particolare. Far conoscere questi prodotti di qualità è proprio uno degli obiettivi di Ficara 4.0 e la sua azienda è partner di questo progetto. Sì, io come dire ho aderito in maniera entusiastica fin dall'inizio a questo progetto perché ci ho creduto. È stato come dire una sfida perché certo 8 produttori, 8 piccole aziende perché siamo tutte piccole aziende, 8 prodotti particolari come la castagna di Salvo, come il miele di Tindaro eccetera, quindi i salumi di Colli Nebros eccetera, e quindi l'olio appunto di Minuta, quindi sono tutte delle eccellenze del territorio, quindi questa tra virgolette sfida, ma nemmeno una sfida perché si è trattato uno di questa bellissima collaborazione che si è instaurata tra queste nostre aziende. Abbiamo vissuto anche questi eventi ci siamo divertiti perché partecipare insieme, muoverci insieme, eccetera, e soprattutto il riscontro che hanno avuto perché le persone quando hanno assaggiato l'olio, quando hanno assaggiato il miele, quando hanno assaggiato i prodotti fatti di castagne, eccetera, le conserve, dico, sono rimasti veramente colpiti perché la qualità si riconosce. È inutile dirlo, quando uno assaggia un prodotto di qualità te ne rendi conto, quindi poi possiamo raccontare tutto quello che vogliamo, ma poi nel momento in cui le provi ti rendi conto che vale la pena, è così.